Siamo nel portone antistante il castello vescovile, castello di San Martino di Ceneda, oggi Vittorio Veneto naturalmente, e con un bellissimo sguardo sulla pianura e alle mie spalle un torrione, un residuo di un torrione, perché questa è una zona di frequenti terremoti che naturalmente dimostra però l'importanza storica di queste costruzioni. Innanzitutto sotto di noi proprio c'è il nucleo storico di Ceneda e quindi praticamente non è che Ceneda sia l'Achelon o l'Acedon di Plinio o di Tolomeo, perché quello si riferisce ad Asolo. E quindi compare per prima volta nel VI secolo, ma l'importanza di Ceneda quando nasce? Beh, bisogna rifarsi un po' alla storia di Oderzo, del municipio opitergino di Oderzo. Poi con Augusto la regione opitergina diventa, la regione con l'interno anche Oderzo, diventa la 10ª regione. Veneto ed Istria, che naturalmente parte dall'Adda fino all'Istria, a sud ha il Po, il mare e a nord alle Alpi. Questo tutto risalente al II secolo. Con le invasioni barbariche cosa succede? Che naturalmente, soprattutto con la caduta del confine romano sul Reno, questa parte del territorio dell'impero romano rimane scoperta. Ancora all'intorno delle Prealpi si cercano di fare delle fortificazioni per trattenere i barbari, diciamo le invasioni barbariche, ma all'inizio si comincia a fare qualche cosa per trattenerli dal nord, poi eventualmente si fanno anche delle fortificazioni, perché qui come vedete c'è una pianura e quindi scorrevano in lungo e largo i barbari nella pianura, quindi per difendersi si fanno delle fortificazioni sui costoni che guardano la pianura. Ceneda è su un posto di questo privilegiato. Il castello vero e proprio però sembra che sia stato costruito alla fine del V secolo, inizio del VI, con re Teodorico, con qualche vassallo di re Teodorico, degli Ostrogoti, naturalmente, e qui è subito stanziato un, diciamo, duca ostrogoto, ma soprattutto l'importanza di questo castello avviene con i Longobardi. L'invasione longobarda del 568, pochi anni dopo i Longobardi costituiscono subito il Ducato di Cividale, il Ducato di Treviso, ma 2 anni dopo costituiscono anche il Ducato di Ceneda. Il passaggio successivo è 70-80 anni dopo, il 640, quando a un certo momento Oderzo, il territorio e l'esercito di Oderzo era ancora sotto il controllo dei bizantini, ma viene occupata e distrutta dai Longobardi e praticamente la sede vescovile, che era Oderzo, non viene trasportata subito a Ceneda, ma vengono portate qui le spoglie di San Tiziano e considerano il San Tiziano il proprio patrono. Sappiamo per certo che il primo vescovo di Ceneda è del 710-713, non abbiamo l'anno sicuro, ma quel periodo è certo. E al vescovo di Ceneda viene dato, oltre che la giurisdizione spirituale del territorio della diocesi di Ceneda, come ho detto comprendeva il territorio tra Piave, Livenza e così, anche la giurisdizione civile. Poi naturalmente con l'avvento dei Franchi di Carlo Magno nel 774, quando ha sconfitto l'ultimo re dei Longobardi, Desiderio, è cambiata anche la configurazione geografica, ma più che altro politica, dei territori, perché i Franchi hanno abolito, diciamo, i ducati e hanno istituito le contee. Quindi il vescovo di Ceneda ha mantenuto i poteri sia civili che religiosi, però al posto di duca è diventato conte in comites cenetensis. Fino al 1768, quando alla morte del vescovo Lorenzo da Ponte, Venezia ha fatto un blitz e ha mandato qua un podestà, come c'era a Serravalle, come c'era in altri posti, e quindi con il 1768 è finito il dominio, diciamo, temporale del vescovo di Ceneda sul territorio di questa piccola contea.
Con la caduta della Repubblica Veneta non cambia niente, però con l'annessione del Regno d'Italia del Veneto nel 1866 entrano in vigore nel 1867 le leggi contro i beni ecclesiastici, per cui il Regno d'Italia prende alla morte del vescovo, si prende il castello e lo mette in vendita, cioè praticamente che non viene acquistato da nessuno. Nel 1873 c'è un grandissimo terremoto che sconvolge anche le strutture del castello e il demanio deve spendere molto per ripristinare lo stato, diciamo, perché non ci siano ulteriori crolli. E allora dona di nuovo il castello al vescovo, che nel 1881 lo riprende e lo mantiene fino ai giorni nostri.